E Dreamer, anticipazione episodio 143. Jeanne e Sanem, un profumo per ricordare. Jeanne e Sanem tornano a casa e lui la raggiunge in cucina. Sanem gli dice che hanno esagerato nella speranza che lui ricordasse. Lui la rassicura e lei gli offre del tè e lui finalmente si chiede come abbia potuto dimenticare quel sapore. Sanem gli chiede se stia leggendo il suo libro. Jeanne risponde che l'ha iniziato, ma che non è riuscito a continuarlo perché si sente ingiusto nei suoi confronti. Hanno provato tanto amore e si sente come se non fosse lui. È triste non ricordare un amore così grande che gli ha fatto mollare la sua libertà. Sanem lo invita a continuare il libro perché forse lo aiuterà a trovare le risposte che cerca. Poco dopo Sanem si sfoga con Meriban. Le dice che gli sguardi vuoti di Jeanne verso di lei le fanno molto male. La donna la esorta a dargli tempo, a provare con lui in maniera diversa, magari a essere amica del vecchio Jeanne che amava la libertà. Sanem conclude che tutto questo è troppo per lei. Nel contempo Jeanne parla con Aziz e gli dice che si sente triste perché è consapevole che stia sconvolgendo Sanem, ma non riesce proprio a ricordarla. Aziz lo rassicura dicendogli che il tempo aggiusta tutto, poi gli dà le chiavi della casa in montagna e lo esorta ad andarci, magari là potrà ricordare qualcosa. Prima di recarvisi, Jeanne va però a casa di Dean per vedere come si sente Nihat. Viene invitato a colazione ma gentilmente declina l'invito. Appena va via, Mekibè ne loda la cortesia e la dignità che non ha dimenticato. Jeanne poi incontra in agenzia sua madre e le dice di non ricordare come si siano appianate le cose tra loro, ma Yuma insiste sul fatto che hanno un buon rapporto. Intanto in agenzia Sanem propone un campeggio e tutti concordano con lei, eccetto Jeanne. Invece alla fattoria Meriban si irrita parecchio per le ingerenze di Yuma. Aziz cerca di calmarla, ma lei vuole andare a parlare faccia a faccia. Incontratesi, le due litigano fortemente. Aziz, pur ripetendo che la ama, è molto arrabbiato per il comportamento di Meriban e preferisce passare del tempo andando a fare una passeggiata. In auto, Sanem dice a Jeanne che durante il campeggio potrebbero andare in canoa o cose del genere, ma Jeanne è poco convinto. In fattoria, Gege ha un'idea, quella di far tornare Jeanne al momento in cui lui e Sanem si sono baciati per la prima volta, quando Jeanne ha sentito il suo profumo. Sanem non è molto fiduciosa, afferma che se non dovesse ricordare dopo questo sarebbe distrutta, ma decide comunque di provarci. La ragazza prepara il profumo per tutta la notte, mentre Jeanne lavora a casa davanti al PC. L'indomani Sanem si reca in agenzia, ma Jeanne non c'è e non risponde neanche al telefono. Lui è alla casa in montagna a leggere il libro. Lei lo intuisce e lo raggiunge. Lui è sorpreso di vederla lì, non ha mai portato nessuno in quel posto così speciale, nemmeno Pauline. Lei gli dice che Pauline conosce quel posto perché la portò lei. Sanem gli racconta che lui l'ha portata lì e ha preparato il barbecue. Jeanne continua a rimanere sulle sue e le dice di non avvicinarsi visto che è raffreddato. All'inizio Sanem si arrabbia perché lui non sente il profumo, ma poi le passa perché capisce che ha il naso chiuso. In agenzia arriva un nuovo cliente, il signor Asim, che però vuole parlare con Jeanne e Sanem. Darren spiega che hanno avuto delle cose urgenti, ma lui non vuole sentire ragioni. Il team si inventa allora che i due sono in aeroporto a ricevere un regista pubblicitario famoso in tutto il mondo, molto acclamato e impegnato. Finalmente lui accetta di rimanere e dice di essere curioso di conoscere la presentazione. Quest'ultima si svolge in maniera molto positiva e il cliente è molto soddisfatto. Il team si congratula con se stesso per aver concluso l'accordo, ma ora è necessario qualcuno che personifichi questo fantomatico regista. Intanto Sanem ritorna da Jeanne e prepara un composto con i fiori raccolti per fargli fare fumenti, poi aspetta pazientemente e si mette a ballare. Jeanne la osserva da lontano. Poco dopo, mentre pranzano, Sanem è felice di sapere che Jeanne ha continuato a leggere il suo libro. Poi, giacché il naso di Jeanne si è finalmente stappato, lei corre a mettere la musica del loro primo ballo e lo invita a ballare. Per ricreare il momento, gli ricorda pure che l'aveva chiamato Re Malvagio, anche se all'inizio lui è sulle sue, la vicinanza di lei con quel profumo lo riporta a qualcosa di conosciuto. Glielo si legge palesemente dall'espressione del viso e dalla continua ricerca di quella fragranza tra il viso e i capelli di lei. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!